Al primo posto c'è la sanità, poi c'è il carovita, poi c'è il trasporto pubblico locale. Tutti temi, qualcuno potrà dire, ma che immaginavate ci fossero? Sì, certo, tutti temi sui quali stiamo lavorando per costruire una proposta programmatica. Mercati, piazze, parchi, 160 gazebo in tutto il Veneto per intercettare bisogni e aspettative dei cittadini e con le loro proposte costruire il Veneto di domani, quello che uscirà dalle elezioni regionali. Il pronunciamento della consulta, il formale stop al terzo mandato per i governatori ha dato l'avvio al dopo Zaia. Partiamo dai bisogni dei veneti, raccogliendoli dal basso per portarli e renderli il centro della campagna elettorale delle regionali. Siamo in diversi punti della città di Treviso, più di 30 banchetti in provincia, la risposta è molto buona. Vogliamo lavorare moltissimo sul territorio, non saremo solo in questi 2 giorni della campagna del Veneto per il Veneto di domani, ma da maggio in poi saremo presenti proprio per presidiare il territorio, perché questo ce lo chiedono anche i cittadini. PD, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle, Veneto che vogliamo, il Veneto vale, più Europa, Volt, PSI e Movimento Socialista Liberale. Tra la gente per chiedere i 3 temi ritenuti prioritari in una lista di 10 e accogliere input e suggerimenti. Sono problemi, quello della sanità e quello del consumo di suolo, che ci siamo resi conto anche stamattina che sono al centro dell'attenzione dei veneti, insieme a quello del lavoro e del futuro dei giovani. Quella del futuro dei giovani è una grande preoccupazione che abbiamo riscontrato oggi. Mobilitazione promossa da un mix di anime politiche poi da far convivere. Noi siamo estremamente convinti che l'alleanza di centro-sinistra sia un'alleanza che in questo momento può dare al Paese un'alternativa, perché purtroppo il governo Meloni sta dimostrando di essere estremamente debole. Inizia la campagna elettorale di tutto il centro-sinistra, perché secondo me appunto insieme possiamo anche vincere e possiamo davvero pensare di dare un'alternativa a questa regione, a questo Paese. E poi c'è la questione del candidato presidente. C'è ancora un po' da trovare il candidato leader, ma penso che siamo ottimisti, lo troveremo al più presto. Dal regionale sul Totonomi c'è prudenza. Per il momento sono in corso valutazioni, interlocuzioni, come è stato anche dichiarato, è una scelta che faremo nelle prossime settimane. Andrea Crisanti, Achille Variati, da ultimo il nome di Antonella Viola, la biologa, non dispiace agli attivisti. Io sicuramente penso che sia un nome valido, una persona che si è fatta riconoscere, che si è fatta stimare nel periodo della pandemia. L'importante per noi, ed è anche il motivo per cui oggi siamo qui in piazza a raccogliere le idee e le proposte dei cittadini, è che qualsiasi nome verrà fuori sia rappresentativo di un'idea alternativa di Veneto.